Ma devo dire che il festival, alla sua quarta edizione, sta crescendo come intensità nei temi. Ieri abbiamo non solo vissuto momenti ufficiali, ma anche l'approfondimento sui temi della sanità, le questioni dei medici di famiglia, le questioni del payback, e quindi è l'occasione che vede tutti e 20 i presidenti delle regioni essere direttamente, senza delega, presenti, e quindi si affrontano le questioni vere, perché oggi le politiche delle regioni sono politiche dei cittadini. Pensiamo alla sanità, alla protezione civile, agli interventi che possiamo fare sui servizi. Noi ad esempio in Toscana gli asili nido gratis. È l'occasione in cui facciamo il punto fra di noi e riceviamo stimoli per poter agire. Detto questo, le regioni sono ormai il nervo di un'Italia che guarda con flessibilità alle politiche da applicare ai territori, e quindi anche questa occasione ne esalta la centralità. Noi poi come Toscana abbiamo avuto il passaggio ai testimoni, avremo l'elezione dell'anno prossimo, quindi è anche l'occasione per vedere una Venezia che si è presentata al meglio, una città unica al mondo che ha esaltato gli aspetti fondamentali per cui è così attrattiva, e il prossimo anno lo faremo per Firenze e per la Toscana. Grazie. Grazie.